Ci troviamo all'interno della salina Culcasi. Mio nonno all'epoca, nel 68, contadino salinaro, è riuscito a comprarsi questo posto perché la salina era alluvionata, quindi l'ha comprata a un prezzo ridotto e grazie all'aiuto della famiglia è riuscito a ripristinarla. In tutti i bacini faceva le spigole e le orate e per i primi 10 anni, grazie all'allevamento dei pesci, è riuscito poi a ripristinarla. Il ciclo della salina dura 6 mesi, da marzo ad agosto. Facciamo entrare l'acqua dal mare per alta marea. A un certo punto l'acqua filtra, i batteri, i microrganismi muoiono, i sali minerali più pesanti si depositano. E a giugno l'acqua, in siciliano la chiamiamo acqua fatta, cioè acqua pronta per fare il sale, che è di colore rosa, perché è una microalga che sopravvive, sprigiona il beta-carotene e fa cambiare il colore all'acqua. La bravura dell'uomo è riuscire a staccare il sale senza prendere l'argilla. Nelle saline più piccole, che ancora c'è questa tradizione di raccogliere il sale in maniera artigianale, si riesce a estrarlo bello pulito. Poi basta farlo asciugare sotto le tegole circa 6-7 mesi e poi è pronto per la vendita. Il nostro sale, la maggior parte va a Sciacca per la conserva delle acciughe, le olive, i capperi. Da qualche anno, grazie al presidio Slow Food, i miei cugini riescono a portarlo anche all'estero. Hanno trovato dei mercati interessanti anche nei negozietti biologici, ristorantini. L'importante è la qualità. Se uno riesce a fare una buona qualità, i mercati poi si trovano.